Ale, me le dai le chiavi della macchina? Tu stai andando a stare qua, tanto freddo. La voglio. Che cosa compra? A me non mi fa entrare. Mi fa entrare. E portamela. Perché che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Amici di Sportivissimi, appassionati di calcio, ben trovati allo stadio Enrico Greca di Perdusa, di fronte Sant'Anna Enna e Villarosa per la 22esima e ultima giornata del girone C del campionato di prima categoria. Partita molto importante da entrambe le parti, perché da come si concluderà l'incontro qui a Pergusa, praticamente al confine con il circuito automobilistico, scopriremo la griglia del playoff per quanto riguarda il girone C. Naturalmente l'attesa per questo incontro, ma anche per le altre gare che si disputeranno in contemporanea nello stesso raggruppamento, anche perché in caso di vittoria dell'una o dell'altra squadra potrebbero cambiare in maniera importante le carte in tavola. Sant'Anna che cercherà di vincere o quantomeno di non perdere per mantenere vive le speranze di andare alla post-season, mentre il Villarosa proverà a vincere per saltare un turno e per approdare direttamente al round successivo. Ma prima naturalmente bisognerà cogliere l'intera posta in palio con la formazione rosso-blu di casa che muoverà il primo pallone di questa partita, completo blu con inserti rossi sulla maglia, dall'altra parte maglia bianca con inserti blu, così come sono blu i calzettoni e i pantaloncini del Villarosa di mister Fulisi, che reduce dall'impresa di Coppa Sicilia contro il Geraci, il passaggio del turno in semifinale nei prossimi giorni, il sorteggio per capire quale sarà il penultimo ostacolo verso il trofeo per la squadra della Villarosa, che qui si difende sul primo possesso. Il contatto tra Mardi e Menzo, il numero 19, avremo anche la lettura delle formazioni partendo proprio dai padroni di casa del Sant'Anna Enna, che schiera, intanto qui attacca proprio con Menzo che mette al centro il pallone, mette fuori Di Salvo, poi cerca di allontanare, ma lo fa in malo modo. Allora attenzione alla conclusione deviata da parte di Oialoro, spazza via la difesa con il Sant'Anna che guadagna un fallo laterale. Schiera Patri Nicola in porta, poi con il numero 2 Pirrera, numero 3 Liuzzo Scorpo, numero 4 Francesco Riccobene, numero 6 Lianzi, numero 9 Di Stefano, numero 10 Simone Riccobene, numero 11 come abbiamo visto Oialoro, numero 16 Legname, numero 19 Menzo, numero 22 Lombardo. Dall'altra parte risponde il Villarosa con Amico tra i pali, linea difensiva con a destra Lodico, autore del gol decisivo contro il Geraci, un cross diventato un tiro imparabile
a sinistra Mardi, i centrali sono Ferrara e Laudani, in mezzo al campo Di Salvo con il numero 8, Camara con il numero 13, e Caba con il numero 7, in avanti con il numero 9 Bangura ci sono il numero 10 Cordaro, il numero 11 Cocimano. Un solo cambiamento di formazione rispetto a chi è sceso in campo dal primo minuto nella gara vinta al Comunale di Villarosa contro il Geraci 4 giorni fa, ovvero sia il ritorno al primo minuto di Cocimano al posto di Cimino. Tanto Mardi scambia con Camara, passaggio di ritorno un po' pigro e allora recupera palla solo per un attimo Oglialoro, la palla che però esce. Ricordo che il Sant'Anna deve evitare la sconfitta per non veder lievitare sopra i 10 punti il distacco dal secondo posto, che in caso appunto di vittoria del Villarosa sarebbe appunto della squadra di Mister Folisi e di fatto taglierebbe fuori la compagine di casa dai giochi. Ricordo che all'andata ha vinto il Villarosa per 2-0 gol di Cimino e di Cocimano. Il direttore di gara è il signor Federico Di Carlo della sezione arbitrale di Palermo. Oglialoro prova a passare, vince ancora in palla, attenzione a Oglialoro, zona tiro per lui e c'è subito la parata da parte di Amico che si distende e para. Tanta attenzione ancora al pallone recuperato, per l'arbitro è tutto inutile, ci sarà da battere un calcio di punizione. La battuta lunga da parte di Amico, poi la palla colpita dal capitano Liuzzo Scorpo. Occhio alla pressione da parte del Villarosa con Patri Nicola che gioca corto sui suoi compagni della linea difensiva, in particolare appunto Liuzzo Scorpo che non riesce a giocare, anzi in questo caso si trattava di Pirrera. Fallo laterale già battuto verso Di Salvo, scambio con Caba che non si completa, anzi con Bangura che non si completa. La giocata in avanti ma sbagliata. Paolo, bravo! Camara fermato dall'intervento di Menzo. Il contrasto falloso da parte di Di Stefano con Laudani che rimane giù sul pestone. Calcio di punizione per la formazione in maglia bianca con Laudani che cerca e trova Bangura, tocco di prima troppo frettoloso, allora recupera palla il Sant'Anna. Servizio per Menzo che prende il centro, ancora il numero 19, lo scarico poi per Simone Riccobene, pallone in profondità, ancora a cercare Di Stefano cerca lo spazio per il tiro, non lo trovo, meglio cerca comunque il tiro ma stoppa tutto la difesa ospite. Allora Amico può fare sola palla. Ferrara, tocco per Di Salvo, lancio lungo all'indirizzo di Cordaro, controlla a seguire, poi cerca di tenerla dentro col tacco, non ci riesce anche per l'ottima copertura da parte di Legname. Si ripartirà con un fallo laterale per Pirrera. Servizio in avanti per Simone Riccobene, poi ancora Pirrera ma non riesce a tenere il pallone in campo. C'è un po' di vento oggi anche a Pergusa, vento che spira favorevole in questo primo tempo al Villarosa, in direzione della porta difesa da Patri Nicola. Pirrera gioca in avanti, la chiusura da parte di Ferrara, poi cercato Cordaro che non può arrivare e allora ripartirà dal fondo proprio Giuliano Patri Nicola. Mentre si dispone con i suoi centrali il Sant'Anna, Lombardo gioca per Pirrera,
lungolinea, non trova compagni, allora può ripartire Bangura. Bangura salta un avversario, poi chiusura da parte di Pirrera, fallo laterale per i rossoblù, con proprio il numero 2 della squadra di casa a battere con le mani. Cercato e trovato Simone Riccobene, fermato da Di Salvo. Cenno d'intesa tra i due. E altro fallo laterale per Gabriele Pirrera. La sponda di Lianzi, ma la palla recuperata da Bangura. Bangura in avanti, il tocco per Cocimano. Cocimano converge, cerca il tiro, viene ribattuto, poi chiusura da parte dello stesso Lianzi. L'arbitro fischia un fallo di Camarà. Calcio di punizione per il Sant'Anna, che può avanzare con Menzo. Passa sul primo, non sul secondo avversario. Altro calcio di punizione, altro fallo da parte di Camarà. Calcio di punizione battuto con la palla verso l'area di rigore, prova a farla rimbalzare Di Stefano, che viene però fermato. E allora Mardi, la palla per Bangura, poi Mardi, ancora Cordaro per la corsa da parte di Camarà. Bangura, Mardi, trova il giro palla da questa parte il Villarosa. Camarà ancora per la corsa di Bangura, che prende il tempo a Simone Riccobene, che però sradica il pallone dai piedi. Ancora i due a lottare, arriva Camarà che commette un altro fallo. E il calcio di punizione per il Sant'Anna Enna, con le proteste. Voleva il cartellino giallo per il suo avversario Liuzzo Scorpo, non è stato di questo avviso l'arbitro. Lombardo alleggerisce per Patri Nicola. Pirrera pressato e bruciato dall'intervento del suo avversario, allora c'è la sponda di Cordaro per il tiro di Bangura respinto. Arriva Di Salvo, altra respinta, stavolta di Lombardo. Poi Francesco Riccobene si complica un po' la vita, trova comunque Lianzi. Pallone di prima, troppo lungo da parte di Legname per Riccobene, e allora può ripartire il Villarosa. Camara, c'è un'autostrada per Cocimano, la prende tutta il numero 10. Attenzione all'1 contro 1 con Liuzzo Scorpo, il sinistro, pallone che si perde sul fondo. Ci ha provato in questo caso Gaetano Cocimano. Parte dal fondo il Sant'Anna con questa palla lunga a cercare Di Stefano, si aggancia con Laudani, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Marti, Laudani, palla in avanti, si riprenderà con un calcio di punizione con Liuzzo Scorpo che la gioca centralmente. Lianzi prova a passare, viene trattenuto, l'arbitro lascia giocare, concede un fallo laterale. Qui un altro calcio di punizione per il Sant'Anna Enna, qualche protesta da parte di Lianzi che chiedeva forse anche un provvedimento disciplinare ai danni dei suoi avversari. I primi 10 minuti che sono scaduti. Calcio di punizione da parte di Lombardo, pallone che arriva in area, colpo di testa da parte di Lodico. Bangura prova ad arrivare, viene anticipato, ma Bangura ha un ottimo spunto e recupera il pallone, arriva dall'altra parte Cocimano. Bangura prosegue, vede adesso Cocimano, chiude però tutto Lombardo, poi c'è il recupero ancora di Cava. Cocimano, c'è il fuorigioco fuorigioco di Cocimano, calcio di punizione. La battuta all'indirizzo di Lianzi che scambia con Lombardo, che è stato fondamentale nella chiusura in precedenza sul filtrante di Bangura per lo stesso Cocimano. Lianzi allarga su Pirrera,
Pirrera lungolinea a cercare e a trovare Oialoro. Poi lancio a scavalcare dalle parti di Legname, che parte in posizione regolare, lo chiude, lo dico. Poi ancora Legname, la palla per vie centrali Di Stefano. Di Stefano cerca lo spazio per il cross, ha chiuso Laudani, poi ancora Sant'Anna per la conclusione, bloccata senza problemi di D'Amico. Tanto dalla società mi comunicano che il numero 3 del Villarosa non è Laudani, bensì Di Blasi. Un errore che abbiamo purtroppo condiviso anche nella partita di Coppa. Intanto attenzione a Cocimano che prova ad andare sul fondo, fermato. L'ultimo tocco è di Cocimano. E dunque si ripartirà ancora dal fondo con Patri Nicola. Scambio un po' complicato con Lombardo che riesce comunque ad andare da Pirrera, ancora Patri Nicola. Pirrera un po' chiuso il numero 2 in maglia rossoblu, che riesce a girarsi, prova a far carambolare su Bangura, non ci riesce, allora può battere un fallo laterale il Villarosa. Di Salvo riesce a sterzare verso il centro, poi prova il sinistro, la palla esce non di molto, ci ha provato qui Di Salvo. A Lombardo a battere questo rinvio lungo, a cercare ancora Di Stefano, di testa, stacca Ferrara e la battuta in avanti con Mardi che riesce a controllare, poi Oialoro contrastato, si gioca la palla giocata in avanti, poi c'è Di Blasi a fare protezione ma recupera palla ancora il Sant'Anna Enna, palla in profondità per lo scatto sul filo del fuorigioco di Legname, contatto, va giù Legname, voleva un rigore per un contatto con Caba, non è stato di questo avviso il signor Di Carlo. Per ancora Sant'Anna in possesso del pallone, Simone Riccobene con la palla in avanti per Legname, fa buona guardia lo dico, che finisce per terra, sarà rinvio dal fondo per Amico. Parla troppo! Ci sono le proteste da parte della panchina del Villarosa. Ricordiamo che nell'ultimo incontro, però sia quello di Coppa contro il Geraci, è arrivato il rosso per Mister Folisi. Torniamo in cronaca. Di Salvo prova ad arrivare e arriva. Lo scatto di Camara che viene però anticipato da Menzo, c'è il fallo, chiedono ancora una volta il provvedimento i giocatori in maglia rossoblu. Camara, autore di una grandissima partita contro il Geraci, in mezzo al campo. Calcio con battuta da Lombardo verso l'area di rigore, Oialoro anticipato da Di Blasi, c'è il primo calcio d'angolo in favore del Sant'Anna Enna. Con la battuta da parte di Simone Riccobene, pallone al centro, colpo di testa di Camarà, poi pallone ancora buono per la squadra di casa, c'è il tentativo di rovesciata verso l'area di rigore, chiude lo dico
Poi prova a partire Caba e allunga il numero 7 che poi lancia dalle parti di Cocimano. Cocimano con la sovrapposizione di Camara. Probabilmente in fuorigioco Cordaro, si continua a giocare perché c'è Bangura. Bangura lo piazza col sinistro e qui la parata di Patri Nicola in due tempi. Contropiede non sfruttato del tutto dalla squadra di Mister Folisi. Tanto Liuzzo Scorpo, tocco per Menzo, chiuso da Mardi, non lo fa girare, poi Mardi prova a riconquistare senza successo. Ancora Camarà che viene aggirato, allora Simone Riccobene che può andare sulla fascia destra, scambia con Menzo che prova a passare dal centro, viene fermato senza fallo secondo l'arbitro. Poi l'anticipo da parte di Lianzi, attenzione qui al tentativo dalla distanza, ribattuto, tiro di Francesco Riccobene. Oialoro prova a passare ancora dal centro, il dialogo con Di Stefano, il tiro, poi ancora palla larga per Menzo che propone il cross allontanato da Lodico e poi allontana Mardi. Cocimano dall'altra parte, prova a ripartire il Villarosa, si butta nello spazio Cordaro ma preferisce passare da Bangura il Villarosa. Di Salvo con calma, arriva Mardi dall'altra parte, lo serve, ancora Mardi in 1 contro 1. Serie di finte di Mardi, su di lui Menzo che non lo lascia passare. E poi c'è la chiusura di Camarà. Si trattava di Lianzi e non di Menzo. Scambio tra Liuzzo Scorpo e Francesco Riccobene, poi l'anticipo da parte di Di Blasi. Camarà e Mardi un po' timidi in questa circostanza. E poi Camarà che mette in fallo laterale. Angelo ha fatto 4 scatti, Angelo, lascialo stare, oh. Ma caro. La rimessa di Liuzzo Scorpo, bene, qui Lianzi ancora per il suo capitano, lancio lungo dalle parti di Caba, poi Lodico torna da lui che perde palla. Francesco Riccobene, il tocco laterale per Pirrera, poi Di Stefano non riesce ad agganciare, vediamo se riparte il Villarosa con Bangura. Di Salvo, la fiondata letta bene in anticipo da Lombardo che poi riesce a saltare anche Caba. C'è l'avanzata di Simone Riccobene, servizio sul Legname, sull'out di sinistra, parte il cross, si continua a giocare, Oialoro si libera, Oialoro sinistro, la parata di Amico e poi in due tempi il portiere del Villarosa che evita il possibile vantaggio del Sant'Anna Enna. Già al secondo tentativo di una certa pericolosità da parte di Oialoro. Di Blasi, tocco per Mardi, il passaggio che non arriva a destinazione con Cocimano che protegge, poi fallo laterale per il Sant'Anna Enna. La battuta di Liuzzo Scorpo, poi serie di tocchi, ancora il capitano del Sant'Anna che ha la meglio, poi va addirittura a travolgere il suo compagno di squadra. Alla fine la rimessa è per i padroni di casa, per le proteste di Mardi. L'arbitro ormai deciso, la palla girata in avanti da Francesco Riccobene dove c'è Di Stefano anticipato da Ferrara, controlla Cocimano, fallo di mano da parte del numero 10 e calcio di punizione per la squadra di casa. Qui Amico dà indicazioni proprio al suo numero 10 mentre c'è un calcio di punizione. La battuta con la palla allontanata solo parzialmente dal Villarosa. Qui c'è il recupero da parte di Cocimano.
Bangura allarga per Caba, che può andare. Caba, palla lungolinea per Cordaro, leggermente deviata. Ci arriva comunque il numero 11, anche se a proposito di numeri 11 Oialoro a toccare per ultimo e a rallentare la ripartenza del Villarosa. Battuta del fallo laterale di Caba verso Camarà, colpo di testa da parte di Pirrera e secondo calcio d'angolo della partita per il Villarosa. A batterlo come sempre Di Salvo. Battuta dunque di Salvo dalla bandierina, solito mucchio in aria, primo palo, a cercare la giocata da parte di Cordaro e poi la palla messa in fallo laterale da Bangura, vicino al gol il Villarosa. Ancora la pressione su Pirrera e guadagna il fallo laterale della squadra in maglia bianca. Battuta con il colpo di testa ancora di Pirrera, poi cerca di giocare il pallone Caba che fionda dalle parti di Cordaro. Cordaro mette al centro, Patri Nicola la fa sua senza grossi problemi. 23 minuti, quindi superata la metà del primo tempo ed è in vantaggio, non c'è ancora il vantaggio da nessuna delle due parti. Mentre qui c'è un fallo su Bangura, fallo di mezzo, punizione Villarosa con Di Blasi. Ferrara, ancora Di Blasi, palla lunga a cercare Mardi che non controlla. Battuta da parte di Liuzzo Scorpo, poi Di Stefano viene a prendere la palla proprio davanti alla linea di centrocampo. C'è un calcio di punizione in favore del Sant'Anna. La battuta di Lombardo con il recupero da parte di Liuzzo Scorpo che prova ad andare, serve Menzo sulla corsa il numero 19 è chiuso, è scivolata da Di Blasi, praticamente una specie di calcio d'angolo con le mani in favore del Sant'Anna. Siamo veramente vicini alla bandierina. Battuta in avanti da parte di Lianzi, pallone che balla in aria, c'è lo stacco di Liuzzo Scorpo, trova però le mani di Amico. Bangura, Di Blasi, scarico poi di Camarà a Bangura, da questi ancora a Di Blasi, adesso Ferrara. Di Salvo avanza al piccolo trotto come di consueto, poi Camarà cerca Capa in avanti, viene chiuso per ancora il numero 13 che può passare, subisce fallo da parte di Francesco Riccobene, calcio di punizione già battuto da Di Salvo che prova a far viaggiare Capa sul fondo, propone il cross, Patri Nicola non bene e poi Lombardo direttamente in fallo laterale. Rimessa per il Villarosa in avanti con Capa che va alla ricerca di Cordaro. Cordaro fa la sponda verso Cocimano, anticipato da Liuzzo Scorpo, altro fallo laterale. Sì.
rimessa verso Di Salvo che scodella ancora su Caba, 1 contro 1 con Legname, prova ad andare sul fondo, propone questo cross, l'uscita da parte di Patri Nicola e lancio ancora verso Di Stefano che però è troppo solo, gli dà una mano Simone Riccobene, fermato da Bangura. Di Salvo, passaggio intercettato, poi prova ad arrivare Bangura, in effetti arriva, riesce anche a tenere il pallone, a resistere ad una carica, poi Camara, si continua a giocare, Di Salvo mette il pallone fuori, è rimasto Giulianzi, si è già rialzato Lianzi. Non si era fatto niente, era solo simulazione. Comunque si ripartirà molto probabilmente con un pallone restituito dal Sant'Anna al Villarosa. Così è infatti. Amico gioca su Di Blasi, appoggio a Bangura che viene spesso a prendere palla a centrocampo. Camara, c'è lo spazio per lui, Lianzi lo rimonta, poi pallone alla ricerca di Cocimano che fa viaggiare ancora Camara, l'anticipo sul pallone da parte di Lombardo e allora c'è il fallo laterale per il Villarosa. Di Salvo cerca lo scambio con Camara, fermato in maniera ruvida ma regolare. Allora Oialoro prova a spingere, pallone per l'avanzata di Simone Riccobene, evitato Caba, ancora Riccobene prova ad andare sul fondo, Caba lo accompagna all'uscita e allora rinvio dal fondo per Eric Amico. Intanto il direttore di gara chiede di aspettare. Riparte Ferrara contro Bangura. Ferrara opta per il lancio lungo, scavalcato Pirrera, la palla era buona per Cocimano che però non ha controllato e allora Lombardo per Liuzzo Scorpo che può avanzare, la sterzata, poi recupera palla Cordaro che può innescare il nuovo attacco del Villarosa. Cocimano, serie di finte, scarica indietro Camarà, scarico per Di Salvo, avanza anche lo dico, la conclusione è deviata, poi Camarà spalla alla porta, ancora Camarà, riesce a scaricare ancora per Lodico che allarga su Caba, posizione regolare, Caba con il cross corto sul Lombardo, ancora però il Villarosa, Bangura arriva con un attimo di ritardo e riesce comunque a tenere il pallone, ancora Bangura, non si muovono i compagni, allora cerca di far sfogare l'azione su Caba ma è fuori gioco. Punizione già battuta dal Sant'Anna che cerca di ripartire dall'altra parte con Simone Riccobene, saltato un avversario, saltato anche Bangura, allora può avanzare il numero 10 che allarga dalle parti di Di Stefano. Di Stefano non riesce a tenere il pallone in campo, allora si riparte dal fondo. Qui la buona giocata di Simone Riccobene che poi ha sbagliato la giocata sull'out a sinistra su Di Stefano. Di Salvo scambia con Caba ma alla fine Legname mette in fallo laterale, rimessa per il Villarosa anche se Legname non è d'accordo. Bangura, la palla per Lodico, poi Di Salvo che la gira di prima per la corsa di Cordaro, l'uscita di Patri Nicola scortata da Lombardo e allora il portiere del Sant'Anna Enna, che in alcune circostanze non era sembrato del tutto sicuro
Qui intanto palla recuperata da Camarà, avanza Camarà, un 3 contro 3, Camarà, palla dentro per Cordaro che riesce a tenerla e Patri Nicola in uscita, stoppa il suo passaggio, mette in calcio d'angolo. Occasione potenziale per il Villarosa. E terzo calcio d'angolo della partita per la squadra ospite. C'è la battuta di Salvo nel cuore dell'area, colpo di testa di Ferrara, il miracolo di Patri Nicola a negare il gol a Ferrara. Bravi entrambi, molto più bravo però Patri Nicola. Un vero e proprio miracolo da parte del portiere. Era calcio d'angolo. Ancora di Salvo, corner numero 4 per il Villarosa, pallone che spiova questa volta sul secondo palo, l'anticipo sui piedi di Bangura che cerca di piazzarla ma trova il muro rosso-blu. Mardi con l'anticipo, poi prova ad arrivare Bangura e ci riesce, però viene fermato. E allora cerca di ripartire il Sant'Anna con Menzo, fermato però da Mardi. Mardi fa sfogare su Cocimano, ancora Mardi. Mardi passa su Menzo, poi cerca di passare anche su Lianzi che però alza il muro e lo ferma. Fermato anche Camarà, prova a ripartire il Sant'Anna con Oglialoro. Il tocco per Lianzi che passa centralmente ma chiude ancora. Di Salvo che qui rischia. Di Blasi. Ancora Lianzi in spaccata, poi Bangura a contrasto con Simone Riccobene che ha la meglio. E poi c'è il fallo da parte di arbitro! Bangura che viene anche Cazzo, partita di Sant'Ariano! ammonito dunque il numero 9. Cioè il 10 se lo prendeva il faceva. Sono rimasti giù sia Bangura sia Riccobene. L'acqua di Burgos non abbiamo. Ah, sì? Certo, tutte le società ce l'abbiamo. Sì, ma il 10 Entrambi ancora a terra, Ma infatti io non ho capito. sia Bangura sia Riccobene. Si è rialzato Bangura, ancora giù invece il numero 10 del Sant'Anna Enna. Non c'è bisogno. Passate, uscire pure loro! Sebastiano! Sebastiano, c'è quello suo da uscire! E prendi il portiere con l'acqua! Tanto movimento su entrambe le panchine. Per Bangura sembra tutto ok, da capire le condizioni di Simone Riccobene che però sembra pronto a entrare in campo. Ricordo che ci sono Mannino, Buscemi, Zodda, Buongiorno, Vicari e Proto in panchina per il Sant'Anna, mentre dall'altra parte in panchina Greco, Mattia Folisi, Dabò, il secondo portiere Matraxia, poi Cimino, Alessio Folisi, Livolzi, Sollima e Rape. Minuti e 40, calcio di punizione per il Villarosa. Si torna per il Sant'Anna ovviamente, si torna in parità numerica. Lontano qui Ferrara, sui piedi di Lianzi che però non arriva, invece arriva Francesco Riccobene che piazza questo pallone respinto dalla difesa ospite.
tocco con il braccio di Capa, si continua a giocare con Pirrera che propone al centro e poi Mardi può spazzar via. Liuzzo Scorpo qui con l'anticipo anche di Lombardo su Cordaro, mette fuori Lombardo. Era rimasto a terra Di Blasi. Fallo laterale con Villarosa che restituisce palla agli avversari. Allora, Patri Nicola può andare al rinvio con i piedi, gioca corto invece per Liuzzo Scorpo. Palla battuta in avanti, Oglialoro guarda la porta, cerca il tiro, si impenna sopra la traversa. Ha cercato di pescare il jolly, il numero 11 del Sant'Anna Enna, mentre Amico va corto su Di Blasi. Lancio lungo del numero 3 all'indirizzo di Cordaro. Oh signore, ma dai! Al contatto con Pirrera. Chi parla? Lascialo lì! E per l'invio di Patri Nicola. Cerca la girata di Stefano, poi la chiusura da parte di Ferrara sui piedi di Francesco Riccobene che allarga per Menzo, l'aggancio di Menzo. Menzo evita Mardi, poi la palla messa al centro. Lunga per tutti, non c'è arrivato Di Stefano, ma qui ottima la giocata da parte di Paolo Menzo. La palla è uscita, non di molto. E soprattutto è arrivato un cross molto insidioso sul quale Di Stefano non è arrivato. Lo dico per Ferrara, esterno a cercare Cocimano anticipato. Poi Lianzi ancora per la corsa di Menzo che sta provando di accendersi in questa fase della partita. Lianzi, cross di prima, Di Stefano controlla ma non riesce a dar seguito alla sua giocata, spazza Di Salvo. Pirrera la fa scendere, palla per Lombardo pressato da Cocimano, riesce a girarla sul Liuzzo Scorpo. Lancio lungo per la corsa di Oglialoro, esce il pallone dopo la scorta da parte di Di Blasi. Allora dal fondo Amico Amico che va al rinvio corto su Ferrara, poi lo dico lungolinea Di Salvo, Cordaro, palla per Bangura, poi Camarà, tutto alto passo da parte del Villarosa. È mancato l'ultimo tocco, quello di Cordaro per Cocimano, che però era in ogni caso in fuorigioco. Allora Patri Nicola può rinviare all'altezza del centrocampo dove Di Salvo non ha un controllo felice, e allora Lianzi, fermato Bangura. Dai Tano! La palla per Camarà, fermato in maniera regolare, allora Menzo può andare, capisce tutto Di Blasi, allora Bangura, tocco per Camarà, si è aperto Cocimano, la palla è per lui, Cocimano può andare con spazio, la palla messa al centro, ancora Patri Nicola, questa volta con l'uscita, ma c'è ancora attacco per Capa. Bangura, palla sul sinistro, tutto fermo, allora lo dico che mette questo cross. Vai Toni! Qui un altro cross che rischiava di far saltare il banco come 4 giorni fa, invece la palla si è impennata sopra la traversa. Toni crossa! A prescindere. Hai rivisto che giuravo? Patri Nicola lascia in commensa del rinvio a Lombardo. Rinvio oltre il centrocampo a cercare Di Stefano, stacca Di Blasi. Poi Francesco Riccobene che va a lancio lungo, prova a cercare Legname, attende il pallone ai confini della sua area di rigore Amico. Sono ancora 4 minuti prima della fine del primo tempo, sempre 0-0.
tra Sant'Anna N e Villarosa, ultimo turno di regular season nel girone C di prima categoria in diretta su Sport Isili. Intanto reclama un fallo in gioco pericoloso, lo dico, l'arbitro non lo ascolta, poi ancora lo dico, calciare addosso al Legname e a guadagnarsi un rinvio dal fondo. Amico, va corto da Ferrara. Lo dico, ancora Ferrara. Lancio lungo, trova Cordaro, la sponda per Bangura. Si è aperto lo spazio per Camarà, il quale torna indietro da Di Salvo. Di Salvo sventaglia verso Cordaro, palla troppo lunga. Allora, Padre Nicola. Trova compagna a servire sul corto, allora decide di calciare oltre il centrocampo verso Di Stefano, questa volta riesce a far sponda, c'è l'uscita di Amico, scortato da Di Blasi. Le scuse di Oglialoro per la spinta ai danni del numero 3 ospite. Lo dico, palla in avanti, Bangura, pallone per Cocimano, quale esce dalla sua zona di competenza, fallo di Lianzi. Calcio di punizione per il Villarosa, vediamo se salgono le torri. Sale sicuramente Di Blasi, è arrivato anche Ferrara, quindi sì. C'è Bangura, c'è Cocimano e c'è anche Cordaro in area, tutto chiuso. A differenza di Simone Riccobene, il Sant'Anna porta 6 uomini a saltare, invece il Villarosa a 2 minuti dal 45esimo. Sul pallone c'è Di Salvo, l'arbitro fischia. Di Salvo scodella al centro sul secondo palo, Di Blasi la fa rimbalzare, poi tocca per Bangura all'1 contro 1 con Di Stefano, il cross ribattuto, poi Luzzo Scorpo spazza direttamente in fallo laterale. Rimessa per la seconda forza del girone, con Mardi che andrà alla battuta. Pallone per Camarà, fermato da Lianzi che poi riesce anche a passare, fallo di Bangura. Vogliono un provvedimento disciplinare per Bangura, che tra l'altro è già stato ammonito. Proteste soprattutto da parte di Stefano e del capitano Luzzo Scorpo, signor Di Carlo di Palermo, che ha optato per la clemenza in questo caso. Dunque calcio di punizione, tra pochi secondi scadrà il 45esimo, vedremo se ci sarà recupero. Con Lombardo che batte la punizione, corto su Lianzi. Lombardo, pallone per Luzzo Scorpio in proiezione offensiva. Oglialoro riesce ad avere la meglio, poi chiude Di Salvo. Mardi, la battuta lunga. C'era un altro pallone dentro il campo, in ogni caso rimessa per il Sant'Anna, con Simone Riccobene che riesce in qualche modo a scaricarla. Occhio a Di Stefano che si gira, è in scivolata, prova a calciare, ma poco da fare per lui in questa circostanza. Con Amico che va subito al rinvio, c'è il solo Cordaro lì, riesce comunque a far salire i compagni, scambiano Bangura e Cocimano, ma chiude la difesa del Sant'Anna. Pallone lungo a cercare Oglialoro, chiude Lo Dico, dove però c'è Legname, ancora Lo Dico, poi chiude Di Stefano che recupera. Oglialoro, posizione di fuorigioco. Stavo per dire.
Teste abbastanza sostenute da parte della panchina del Sant'Anna. Quando è scaduto il primo minuto di recupero, sono già un minuto e mezzo di extra time concesso all'arbitro. Ferrara, lo dico, ancora Ferrara, lungo a cercare ancora Cocimano, taglia davanti Lombardo che sradica il pallone, cerca ancora di recuperare. E su questa giocata il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi. 0-0 tra Sant'Anna N e Villarosa, perché sull'ultima gara del girone C di prima categoria, dopo i primi 45 minuti, poche palle gol, soprattutto con Oglialoro da una parte e con il colpo di testa di Ferrara parato da Patri Nicola. E ci fermiamo per qualche minuto, restiamo live e poi il secondo tempo qui da Pergusa.
Rientriamo qui dallo stadio Enrico Perca di Pergusa, secondo tempo della sfida tra Sant'Anna N e Villarosa. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0 con poche emozioni da una parte e dall'altra, con forse l'occasione più ghiotta capitata sulla testa di Ferrara, mentre intanto opera un cambio la panchina del Villarosa, perché sembra tutto pronto per l'ingresso in campo di Dabo con la maglia numero 6, a giudicare da chi è già sceso in campo e da chi invece no. Sembra che sarà Camarà a uscire, anche se Camarà e Caba stanno arrivando in questo momento. Chi non è ancora rientrato in campo in realtà è Cocimano. Sì, quindi fuori Cocimano, dentro Dabo, maglia numero 6 per Mohamed Dabo. Sembra adesso tutto ok per il direttore di gara, che è il signor Federico Di Carlo della sezione arbitrale di Palermo, che dà il via al secondo tempo col pallone gestito dalla Villarosa. Lo dico, il lancio intercettato, poi altra palla che arriva in tribuna e fallo laterale per la formazione di casa Pireo. Lianzi ancora per il suo numero 2 che evita Bangura, non lo dico. Poi Caba fermato, c'è però Bangura. Camarà appoggia su Di Salvo, di prima subito per Dabo. Dabo passa dal centro, viene disturbato da Francesco Riccobene, per la palla diventa buona per Caba. Il cross di Caba che arriva verso il limite dell'area, Dabo in avanti, Cordaro era in fuori gioco. Calcio di punizione, sembra tutto ok per Cordaro. La battuta del calcio di punizione affidata a Lombardo, lunga dall'altra parte, cercato Ialoro che fa proseguire il pallone di testa, poi viene chiuso. Sarà calcio d'angolo per il Sant'Anna, che chiama già lo schema Simone Riccobene. Battuta di Riccobene, la palla messa fuori di testa da Ferrara, poi allontana Caba, è rimasto giù Ferrara, motivo per cui si ferma il gioco. Viene intanto uno scontro fortuito con il numero 4 del Villarosa, subito soccorso. Approfitto per ricordare che in panchina del Sant'Anna ci sono Mannino, Buscemi, Zotta, Bongiorno, Vicari e Proto, mentre dall'altra parte dopo l'ingresso di Dabo ci sono ancora 4 cambi, con in panchina per Mister Folisi Greco, Mattia Folisi, poi il secondo portiere Matraxia, Cimino, Alessio Folisi, Livolsi, Sollima e Rape. Si rialza Ferrara.
che abbandona il terreno di gioco temporaneamente. Ci sarà un pallone probabilmente scodellato dal direttore di gara. Tanto c'è stato lo scambio di esterni in casa, l'inversione di esterni in casa Villarosa, con Dabò che adesso agisce sul fronte destro, passa a sinistra invece Caba. Tanto si riprende Mardi. Di Blasi, è rientrato Ferrara, pallone proprio per lui. Avanza Ferrara, evita anche Di Stefano, poi lancia lungo all'indirizzo di Cordaro. Cordaro ha la meglio Lombardo su di lui, poi c'è il fallo. Calcio di punizione per il Sant'Anna. Con lo stesso Lombardo che dopo aver subito fallo va alla battuta del calcio di punizione. Battuta lunga. Sfiora Ferrara, quel tanto che basta per agevolare l'intervento di Amico. Mardi, Camara di prima su Caba. Caba prova ad andare, crea lo spazio Cordaro, rimessa Villarosa. Con le mani Youssef Mardi. Controllo da parte di Bangura, fermato però da Di Stefano, con le porta avanti il pallone, contrastato col fallo. L'altro numero 9 in campo, ovvero sia Bangura. Palla in avanti, la sponda di Oglialoro a cercare Di Stefano, il quale va giù, poi Oglialoro al tiro, pallone fuori. Di Blasi scambia con Di Salvo, poi tocco per Mardi a sinistra. Camarà, passaggio sbagliato, allora prova ad uscire palla al piede Liuzzo Scorpo con la palla in avanti. Simone Riccobene, tiro respinto da Lodico, poi spazza Mardi provando anche ad innescare Capa, che viene però anticipato da Lombardo. Pirrer mette giù, cerca e trova Lianzi, poi Simone Riccobene, Lodico col contrasto falloso secondo l'arbitro. Che cos'hai? Melo! Che fai, scappi? Punizione battuta proprio dal numero 10 di casa. Il tocco per Francesco Riccobene, che cerca di scodellare, allontana Caba, poi Cordaro anticipato, Di Salvo non bene col sinistro fiondato, poi Cordaro, Caba cercato ancora Cordaro, la palla esce. La battuta del fallo laterale affidata a Liuzzo Scorpo, al capitano del Sant'Anna. Cambio con Francesco Riccobene, poi fiondata dall'altra parte, Lodico controlla, sbaglia però il tocco, il terzino destro del Villarosa. Simone Riccobene sterza, anticipa anche l'intervento di Bangura, poi Oglialoro decide di appoggiarsi a Liuzzo Scorpo. Controllo di Menzo anticipato da Caba. L'arbitro dice che non c'è nulla, Caba però rimane giù. Di Stefano fa correre Menzo, fermato da Di Blasi, mentre Caba è rimasto a terra. Si è rialzato il numero 7 del
Villarosa. La rimessa sarà per il Sant'Anna, perché comunque Ferrara è intervenuto per chiudere sull'avanzata di Di Stefano. Allora palla battuta Menzo, o meglio riceve Menzo, ma cambio rimessa, l'errore di Lianzi anche abbastanza vistoso. Allora va a battere Mardi, prova a staccare Luzzo Scorpo, poi arriva Bangura, Mardi su Di Salvo che ancora una volta non colpisce bene, poi l'arbitro fischia. Calcio di punizione per il Villarosa, se ne incaricherà Di Blasi. Di Salvo scarta su Di Stefano che lo trattiene. Calcio di punizione. Bangura, l'arbitro ferma di nuovo il gioco. Di Salvo allora cambia gioco, va da Bangura. Bangura a sua volta torna dall'altra parte, buon controllo qui da parte di Cava che può andare sul fondo, allunga la falcata Cava, prova a metterla al centro, chiude Luzzo Scorpo ma c'è calcio d'angolo. Dunque tiro dalla bandierina per il Villarosa. Di Salvo sul punto di battuta, i soliti 6 in maglia bianca a saltare dentro l'area. La battuta di Di Salvo, secondo palo, stacca Di Blasi, poi la palla messa fuori, ancora Di Salvo che può andare all'1 contro 1, opta per il cross, ancora secondo palo di Testaferrara, fuori gioco. Fuori gioco forse di Di Blasi, in ogni caso direttore di gara che fischia fuori gioco. Mirella, Lianzi, il tocco per Luzzo Scorpo, in avanti Mardi, netto anticipo, poggia a Di Salvo, non ci arriva però Camarà, allora palla persa. E Sant'Anna Enna che può andare al fallo laterale con Francesco Riccobene, tocco per Luzzo Scorpo che può avanzare, poi Menzo prende tutti in controtempo ma trova comunque l'appoggio di Lianzi, palla allontanata dalla difesa del Villarosa. Lombardo decide di optare per il fallo laterale, un po' di confusione proprio davanti alla panchina del Sant'Anna Enna. Luzzo Scorpo, tocco per Francesco Riccobene, poi Menzo prova ad andare, viene fermato da Mardi, torna però sul pallone il numero 19 che cerca il fallo, non lo ottiene. Di Salvo, Camarà avanza, tocco per Dabo che smista subito per Cava, il cross di prima intenzione dentro l'area, non ci arriva Cordaro, è tornato improvvisamente a distendersi in verticale il Villarosa però senza trovare la conclusione verso la porta. Simone Riccobene sbaglia il tocco. Di Salvo, lo dico, cerca un passaggio che non trova, poi Legname con un colpo di tacco un po' pretenzioso sul quale arriva senza problemi, lo dico, dribblato Legname, tocco per Di Salvo, fallo di Stefano, calcio di punizione. Tony, me lo dedichi un gol? Di Blasi, tocco per Mardi, Bangura tocca ancora per il suo terzino sinistro, il quale prova a smistare, non ci riesce anche per l'intervento di Menzo, poi pallone allontanato dove c'è Amico. Di Blasi ancora dal suo portiere,
quale finta di aprire, attende l'ispezione dei compagni, poi si appoggia di nuovo da Di Blasi. Mardi, Caba, vediamo se si accende. L'intervento di Menzo, falloso, calcio di punizione. È rimasto giù Caba. Caso calcio di punizione per il Villarosa. Con il solito Di Salvo alla battuta, c'è il fischio. Di Salvo, pallone tagliato verso l'area, poi prova a controllarlo Di Blasi che in posizione regolare. Bangura sterza, palla sul sinistro, Bangura, zona tiro, lo prova, blocca. Patri Nicola torna ad attaccare il Villarosa. Con Patri Nicola che va a rinvio lungo. La battuta in avanti, l'uscita di Amico su Oialoro. Cos'è? Siamo reduci da un weekend in cui, a proposito di partite ad alta quota, il portiere ha segnato, rinviato dalla sua area verso la porta avversaria, ossia quella del Modena. In Serie C, altre categorie ovviamente, ma sicuramente eventi straordinari. Intanto Liuzzo Scorpo perde il contatto col pallone e regala la rimessa al Villarosa. Mardi cerca il dribbling sul mezzo, non lo trova, poi Di Salvo si rifugia da Amico. Il rilancio dalle parti di Lodico che aggancia in maniera non perfetta, entra sul Legname, commette fallo. Arriva l'ammonizione per numero 10 Lodico. Armato sangue a campare anche in terra. Secondo ammonito del match dopo Bangura. Calcio di punizione tutto raccolto nella sua metà campo. Il Villarosa attacca con 5 elementi in area di rigore il Sant'Annaen. Ricco bene con la palla fiondata in mezzo, colpo di testa facilmente bloccato da Amico. Lodico lancia, sfiora Legname agevolando l'intervento di Lombardo. Francesco Riccobene smista sul Legname, tiene il pallone in campo secondo l'arbitro, poi però sbaglia il tocco. E allora lo dico con le mani su Di Salvo. Bangura. Camara, pressato da Oialoro, trova uno sfogo su Mardi, poi Caba. Il dribbling ai danni di Menzo, può andare Caba. Ancora cerca la sterzata, poi la chiusura di Menzo, poi il tocco di Liuzzo Scorpo in calcio d'angolo sulla pressione di Cordaro. Torna dalla bandierina il Villarosa. Quando abbiamo superato il quarto d'ora del secondo tempo c'è Di Salvo sul punto di battuta del calcio d'angolo. Pallone che spiove in aria, ancora sul secondo palo, colpisce questa volta Ferrara, però non inquadrando la porta, e spazza via la difesa del Sant'Annaen che procede con la sostituzione. Esce Di Stefano, che ha giocato in una posizione non sua, lui è abituato a giocare più in mediana. Al suo posto entra Mannino, maglia numero 5 per lui.
8 minuti nel corso del secondo tempo. Il parziale è sempre quello di partenza, un parziale che non cambia praticamente nulla nell'ottica della griglia playoff. Amico. Di Di Blasi per Di Salvo, ancora pallone per il numero 3 che va da Marti. Altro passaggio sbagliato, questa volta però non evita la palla persa uno dei due centrali di visione di Mister Folisi. Marti prova a passare in mezzo a due, per un attimo ci riesce, poi c'è il fallo di Lianzi. Intanto prepara il secondo cambio il Villarosa. È pronto Cimino. Uscita di Bangura. Cimino. Dunque seconda sostituzione, anche in questo caso un cambio per l'attacco con Dabo che adesso si abbassa a centrocampo e Cimino che passa nei tre davanti insieme a Caba e a Cordaro, il tridente di partenza nella gara di Coppa Sicilia contro il Geraci, con Cocimano inizialmente partito in panchina. Questa volta Cocimano ha giocato il primo tempo, intanto allontana Pirrera. Caba prova a passare, lo chiude Lianzi questa volta in maniera regolare, poi ha il problema di girarsi il numero 6 di casa. Tocca a Caba, ma di fatto il pallone finisce tra i piedi di Francesco Riccobene, il quale va a lanciare dall'altra parte, Loro non può arrivare. Qualcosa qui Camara poi riesce ad uscire senza problemi, lo dico. Nel momento dei compagni poi prova a servire Camara, il quale subisce il recupero da parte di Francesco Riccobene, poi il tentativo di Lianzi deviato. Mardi si impegna per tenere il pallone in campo e dà una mano di Blasi che però è scivolata, mette in fallo laterale. Si rialza Camarà, fallo laterale in favore del Sant'Anna. Visto male c'è stato un provvedimento ai danni di Lianzi, che adesso va a battere il fallo laterale, palla sfiorata e poi allontanata da Di Salvo di testa Lombardo. Poi Dabo prova ad agganciare Lianzi su di lui, Ma dai, ma che c'è il fallo del numero 6 bianco su quello rosso-blu. Punizione dunque per il Sant'Anna. Con giro di boa di metà secondo tempo che è già avvenuto e con Simone Riccobene alla battuta. Numero 10 della squadra di casa sul pallone, in 5 in area per la squadra di casa. Riccobene verso la porta, la parata senza problemi di Amico. Qui Caba
che fuori! riesce a scambiare, anzi si tratta di Camarà, Corre, quella palla in corre. profondità che non arriva a destinazione. E poi Simone Riccobene non arriva sulla palla, rimessa con le mani per il Villarosa. Ferrara, Camarà si gira, c'è forse un contatto su Camarà, l'arbitro lascia giocare. Mardi, palla lungolinea, Letta con netto anticipo da Liuzzo Scordo che poi rischia sull'attacco di Caba. Rimessa verso Lianzi, il quale gira dove c'è Mardi. Di Salvo allunga i tentacoli e mette su Dabo. Cordaro con lo scarico. Di Salvo, Camarà. Prova a passare in mezzo a due, ancora Camarà, cerca il break, trova Caba a sinistra. Caba può andare sul fondo, mette al centro, passaggio deviato, poi Cordaro si gira, Cordaro! Va bene! Conclusione fuori, opportunità per il Villarosa che adesso ha anche un calcio d'angolo. La battuta dalla bandierina con la palla messa al centro, smanaccia Patri Nicola, poi Dabo cerca una finezza inutile Bravo Peppe! in questa zona del campo. Cambia stagione con Daleon. Simone Riccobene qui non riesce a tenere il pallone, lo dico Dabo anticipato. Sparagnoli, Il fallo di Dabo, giallo. Arbitro, sei sei. tutto al conto tu! Cavuta CP! Sì, è Mannino. Tutto Mannino, Sì. L'arbitro sta provando a rimettere la calma in campo. Simone, più avanti, Simone! Dunque, terzo ammonito dopo Bangura e dopo lo dico anche Dabo. Finisce nel taccuino del direttore di gara con l'arbitro che deve fischiare. È Lombardo che può andare alla battuta della punizione. Ancora una volta smista a destra su Liuzzo Scordo. Liuzzo Scorpo ovviamente, poi Mardi col recupero, Camarà, Caba. Evita Lianzi, può spingere la ripartenza del Villarosa, palla in profondità ancora, Liuzzo Scorpo a chiudere due volte, poi riesce anche ad uscire. Contrasto con Camarà, rimessa Sant'Anna Enna. Proprio il numero 3, il capitano, con ancora un po' di tensione davanti alla panchina del Sant'Anna Enna, l'arbitro che invita Ma ti sta allenando diretto? i componenti della panchina a non alzarsi dalla panchina per protestare, pena provvedimento disciplinare. Tanto 27 minuti trascorsi, altri 18 da giocare. Battuta di Liuzzo Scorpo, poi Lianzi al contrasto con Dabo, rimessa per il Villarosa. Mardi, cambio rimessa, errore di Mardi. Allora fallo laterale che verrà battuto ancora da Liuzzo Scorpo, poi Lianzi fermato da Di Salvo. Francesco Riccobene con il tocco su Lombardo, ancora Liuzzo Scorpo, battuta profonda verso l'area dove c'è Mannino che non riesce a tenerla in campo.
Di Blasi, Di Salvo, vede lo spazio per innescare Cimino dei primi palloni della sua partita. E subito Cimino che cerca l'avanzata, viene fermato da Lombardo, poi Dabo con recupero palla. Dabo cerca e trova Caba. Caba, lo scarico su Di Salvo. Di Salvo zona tiro, lo prova. Patri Nicola senza problemi la blocca. C'è l'avanzata da parte di mezzo, fallo di Caba. Pagliaccio! Calcio di punizione per il Sant'Anna con Francesco Riccobene. Palla per Mannino, Mannino incespica sul pallone, rischia qualcosa sulla pressione, poi c'è recupero palla falloso di Camarà secondo il direttore di gara. Ancora i due a contrasto, questa volta sul pallone Camarà. Dabo larga rischiando qualcosa verso Caba, poi Camarà di testa, l'anticipo di Francesco Riccobene. Intanto Lianzi fermato da Mardi, serie di rimpalli, poi Mardi recupera, riesce anche ad andare via sulla fascia. Caba, il fallo di Luzzo Scorpo, cartellino giallo anche per il capitano del Sant'Anna, quarto ammonito della gara, primo per la sua squadra. Tutto ok per Camarà, anzi per Caba che ha subito il fallo. C'è il calcio di punizione con Di Salvo, Di Blasi, in incontro Camarà. Spazio per Lodico. Lodico con il lancio a cercare Cordaro che era in fuorigioco. Bravo Tony! Dopo non aver colpito il pallone, ben imbeccato da Lodico che ha messo una bella palla a scavalcare. C'è comunque calcio di punizione per il Sant'Anna Enna con Legnam che la controlla tenendola in campo. Pirè. Francesco Riccobene appoggia su Lombardo. Lombardo rischia sulla pressione di Cordaro, riesce comunque a smistare su Luzzo Scorpo che viene fermato da Caba. Dabo cerca dentro l'area Cimino, la palla per Cordaro che anticipa l'uscita e c'è l'intervento, il salvataggio, ma attacco ancora vivo con Caba sopra la traversa, doppia clamorosa occasione per il Villarosa. Tanto problema per Luzzo Scorpo, evidentemente problemi di crampi per il capitano della squadra di casa. Mancano 13 minuti più recupero. Ancora problemi per lui che rimane a terra. Problema al polpaccio sinistro. Tenetelo! Tenetelo! Con Mattia sa piglia. Ma insieme è una cosa inutile. Con Mattia sa la figlia. Sono stati ammoniti un componente per parte delle due panchine. Tale che ancora stai zitto, porco! Tanto ancora si è rialzato. Caruso sa la piglia, capita ai gianni, si è rialzato. 50 anni che sono con Caruso sa la piglia. Ma poi, avesse 10 anni.
Quale si dice hanno più di cacciava? Comunque non va. Non ci può dire porco, che è una cosa. No, non va. Non ci può dire porco, no, ci dici una cosa. Maiale, dici che è più educato, è più educato Maiale. Maiale è più bello. Maiale è più Ancora un educato. po' di confusione con il direttore di gara che deve sincerarsi ovviamente delle condizioni di Luzzo Scorpo, che deve lasciare il campo per proseguire la partita. Con Vicari che è pronto ad entrare per il Sant'Anna, che adesso può battere il rinvio dal fondo con Lombardo dalle parti di Mannino, che viene anticipato. Attenzione allo scontro tra teste. Però non l'ha fatta. Sono fatti il ricordo, Mannino, dai! Però pure lui dice che è tutto a posto. Ormai, andasse, giusto. Dai, sai che fai? Stiamo giocando. Calcio di punizione per il Villarosa, mentre rientra Luzzo Scorpo. E calcio di punizione per Lombardo. La battuta verso l'area di rigore di testa Mardi. Poi arriva Menzo, attenzione dalle retrovie, la chiusura di Camarà su Lianzi, poi uno scontro tra Menzo e Mardi e prova a ripartire il Villarosa con Dabo, vince un rimpallo, poi perde il pallone, Mannino, Oglialoro cerca la conclusione col sinistro e la palla si perde fuori. Ultimi 10 minuti in corso, arriva il cambio. Con l'uscita di Oglialoro e dunque l'ingresso di Vicari, maglia numero 18. A posizionarsi da punta centrale Io appena ci ti impegnate il gol, Di Salvo, allarga sul Lodico, Dabo trattenuto, riesce comunque a girarla su Cimino. Cimino prende il centro, ancora Cimino che poi smista su Mardi. Mardi con il cross verso l'area di rigore, cade in area Dabo, uno scontro fortuito, recupera palla Camarà, poi subentra nell'azione Di Blasi, fuori gioco proprio del nuovo entrato Vicari e di conseguenza punizione va battuta al di là della linea di centrocampo, con Di Salvo che appoggia su Ferrara. Lo dico, battuta verso l'area di rigore dove c'è Dabo che viene anticipato. Attenzione a Cava, vantaggio Villarosa all'improvviso, ci pensa Cava a sbloccare il risultato e poi l'esultanza proprio davanti ai tifosi della squadra ospite che passa a condurre con Cava 1-0. Un pallone scodellato nel cuore dell'area, è diventato buono per Cava dopo la sponda. E va a sbloccare la partita il numero 7. Adesso poco più di 7 minuti più recupero per il Villarosa per mantenere il vantaggio, per il Sant'Anna per cercare quel gol che consentirebbe di dare ancora vita alle chance di partecipare ai playoff.
Tanto sta per preparare un cambio con Livolsi. Livolsi non gioca. Tanta attenzione all'avanzata di Cimino che si è fatto male mentre cercava di puntare l'avversario. Lo dico, fa scorrere, la palla esce fuori. È già fuori, è già fuori! È fuori! Gioca! Quando c'è il cambio, Tony! Con le mani! Da qua! il direttore di gara che annota la sostituzione. Lo dico, Di Salvo allarga sulla corsa di Caba, fa puntare Liuzzo Scorpo, ancora Caba, serie di finte, prova a disorientare l'avversario, non ci riesce, ma guadagna fallo laterale, che è Grasso che cola in questa fase della partita. Ultimi 5 minuti in arrivo, poi solo recupero. Tanto proseguono i soccorsi a Cimino, che ovviamente ha lasciato il posto al suo compagno di squadra. Intanto altro cambio rimessa causato da Mardi. Vicari fermato, poi prova a passare da Bo senza successo, allora Francesco Riccobene scarica su Luzzo Scorpo, ancora il numero 4 e il numero 3 a duettare. Lianzi lungo linea a cercare Vicari, parte in vantaggio Di Blasi, che poi vince anche il rimpallo. Di Salvo, Camera allarga, lo fa male però. Carmelo Clementi col numero 18. Allora con le mani Riccobene su Mannino, affrontato da Lodico, l'arbitro fischia fallo. Calcio di punizione. Comunque Simone Riccobene sul punto di battuta. Due in barriera per Amico, fischia l'arbitro. Riccobene alla battuta, cerca di scavalcare Amico, si inventa la grande parata che tiene i suoi in vantaggio. Si è anche fatto male tra l'altro, ma ha fatto un grande salvataggio. Rimane giù Amico. Si è rialzato Amico, il gioco può riprendere. Poco più di 2 minuti alla fine, con l'estremo difensore del Villarosa che può mettere in gioco il pallone. Battuta oltre il centrocampo dove c'è Lombardo, Vicari, poi Francesco Villabene in avanti verso Simone Riccobene che non riesce ad agganciare. Ultimi 2 minuti in arrivo, poi solo recupero cercato da Bo che non può arrivare.
mani Pirrera. La palla arriva dalle parti di Mannino, fermato. E poi c'è il fallo. Di Salvo, pressato, qui forse un po' troppa fretta nel giocare il pallone da parte del Villarosa, che lo perde. Allora attenzione all'Ianzi dalle parti di Vicari. Vicari in area di rigore, prova a sterzare, ancora Vicari, viene fermato 2 volte. Un ottimo intervento da parte di Blasi. Vediamo se si distende il Villarosa. Cordaro scambia con Mardi, prova ancora a passare, tutto ok secondo l'arbitro. Mannino. La palla allargata per Riccobene mentre è iniziato l'ultimo minuto. Riccobene contro Lodico, prova a sterzare, ancora Riccobene, la palla centrale, chiuso Mannino. Però attenzione perché c'è ancora spazio per la ripartenza del Villarosa con Camarà che però rallenta. Qui l'avanzata tentata da Di Blasi, la palla per Dabò, posizione irregolare di Dabò. C'è un cambio per parte. Alessandro Santi. L'ingresso in campo di Buongiorno. D'altra parte esce l'autore del gol che per il momento decide la partita. Si giocherà 4 minuti da qui alla fine. Pirrera la battuta della punizione. Mardi allontana, prova ad arrivare Dabò che va a contrasto con Mannino, commette fallo. Adesso in proiezione offensiva il Sant'Anna per questo finale, con Francesco Riccobene che batte la punizione. Tutti in avanti. Riccobene mette al centro il pallone, il colpo di testa tentato da Pirrera, soltanto sfiorato il pallone. Marco, dunque Può andare dal fondo Amico. Batte il portiere del Villarosa, il controllo tentato da Cordaro che poi prova a inserirsi, recupera palla Camarà. Mardi, Cordaro, Di Salvo viene anticipato, poi subentra nell'azione il solito Di Blasi. Dabò recupera, viene falciato poi da Mannino, calcio di punizione. È sembrato evidente il contatto falloso da parte del numero 5 in maglia rosso-blu. corri, corri, corri! Ancora giù Dabò. Naturalmente il direttore di gara farà recuperare ciò che di fatto non si sta giocando in questa fase di gara, mentre Dabò si rialza. La battuta in avanti di Di Salvo, colpo di testa con Cordaro che viene anticipato da Menzo, poi Di Salvo, pallone non controllato, c'è Liuzzo Scorpo da quella parte, ancora Di Salvo che allontana, mette in fallo laterale. Ancora la battuta in avanti, in fallo laterale da parte di Di Blasi.
Bravo! Qui la palla recuperata. Guarda! Allora attenzione a Dabò. Dabò va avanti piano, nessuno lo contrasta, poi cerca la palla in avanti, fermata, poi il tentativo da parte di Cordaro. Dabò che va di nuovo giù. Tanto la situazione attuale vede appunto il Villarosa con questi 10 punti di vantaggio sul quinto posto. Intanto entra anche Rape. Comunque Rape che entra al posto di Dabò. 6 minuti e 30 oltre il recupero. Noi ci stiamo abituando ai recuperi extra large. 9 minuti di recupero giocati in Villarosa Geraci. Qui Camara non riesce a allontanare, poi c'è il tocco di Vicari largo sulla destra con Lianzi. La palla messa fuori da Mardi, sarà fallo laterale per il Sant'Anna, ma Mardi un po' per la pallonata, un po' per forse per un contatto fortuito con Lianzi è rimasto a terra. Dunque altro recupero. Fuori dal campo Mardi, in 10 il Villarosa per questo fallo laterale. Di Salvo non ci arriva, poi pallone allontanato, lo dico, calcio d'angolo. E allora sale anche Patri Nicola. Mentre torna Mardi che può andare a difendere su questo calcio d'angolo. La battuta sul secondo palo, la rovesciata. E il pallone che si perde fuori con il direttore di gara che fischia 3 volte. Finisce la partita e il Villarosa batte il Sant'Anna Enna 1-0 con la rete di Caba 8 minuti dalla fine. Proprio nel finale il brivido con la conclusione che si è persa fuori, ma il Villarosa consolida il secondo posto e appuntamento dunque ai playoff, con un ringraziamento a chi ci ha seguito in diretta su Sportisili, ribattendo il parziale Sant'Anna Enna 0 Villarosa 1. Alla prossima.